Intanto è importante aggiornare su quel che ci hanno detto. Stiamo cercando di contattare il sindaco di Verona, Federico Sboarina, perché sono tantissimi a chiederci in questi minuti ancora se le scuole, per esempio a Verona, saranno chiuse o meno nella giornata di domani. L'Adige, lo avete sentito da Bottacini nella conferenza stampa di questa mattina, e il Piave sono quelli che preoccupavano maggiormente, più il Piave dell'Adige, perché l'Adige appunto sta scendendo. E questo, vediamo Federico Cincotto cosa ci ha girato il video mentre chiudevano l'accesso all'argine venendo dalla direzione contraria. Questo però Federico ci deve dire dove. Federico, non lo so, vabbè, ok. Allora, dopo scopriremo. Intanto, l'acqua della laguna ha allagato ieri anche il corpo principale della Basilica di San Marco a Venezia, bagnando qualche decina di metri quadri del millenario pavimento a mosaico in marmo di fronte all'altare della Madonna e inondando completamente il battistero e la Cappella Zen. Qui siamo a Venezia ovviamente, l'acqua ha raggiunto i 90 cm sopra il pavimento mosaicato, bagnando i monumentali portoni in bronzo bizantini, le colonne e i marmi. Lo rende oggi noto il primo procuratore di San Marco Tesserin. In 24 ore invecchiata di 20 anni. Dice in un solo giorno la Basilica è invecchiata di 20 anni, cioè danni gravissimi a San Marco, ma forse questa è una considerazione ottimista. Così il procuratore di San Marco Carlo Alberto Tesserin, parlando dell'acqua alta nella Basilica di San Marco, rimasta allagata nella parte, come dicevamo, per circa 16 ore. L'allagamento di ieri della celebre Basilica è il secondo del nuovo millennio, il quinto della storia di San Marco, di questa parte ovviamente della Basilica. La chiesa ha una struttura di mattoni che imbevuti di acqua salata si ammalorano anche fino a un'altezza di diversi metri, cioè l'umido sale ovviamente, mettendo a rischio la tenuta dei mosaici che ne adornano le volte. Questo è davvero gravissimo. Il soccorso alpino, sono una cinquantina finora le chiamate cui ha risposto il soccorso alpino delle Dolomiti Bellunesi in questi giorni di emergenza, mettendosi a disposizione di Protezione Civile, Vigili del Fuoco e SUEM per l'ondata di maltempo in Veneto e nelle regioni limitrofe. In provincia di Belluno, dove oltre 80.000 utenze sono senza elettricità e copertura telefonica, stanno intervenendo le stazioni di soccorso alpino di Allaghe, Agordo, Livinallongo, Valpettorina, Centro Cadore e tanti altri. Veneto, evento anche peggiore del 1966, questo appunto l'avevamo detto e tra poco ne leggiamo ulteriormente i dettagli. L'effetto dell'acqua alta eccezionale a Venezia ha portato per gli hotel di categoria lusso fino al 30% di rinunce per il ponte di novembre, ma cancellazioni anche a soggiorni fino a dicembre. Si preannuncia quindi un ponte con una grande quantità di camere libere e di offerte inevitabilmente a ribasso tra gli alberghi del centro storico. Lo sostiene l'Associazione Veneziana degli Albergatori. Il presidente Bonaccini ringrazia gli albergatori e i loro collaboratori per aver garantito il servizio anche in condizioni di disagio estremo. Quello di lunedì è stato uno dei rarissimi casi in cui l'acqua non scende nemmeno nel periodo di bassa tra le due altissime maree e le strutture alberghiere sono state invase dall'acqua per più di 15 ore consecutive. Malgrado ciò gli alberghi sono stati operativi e hanno fornito ai clienti un servizio all'altezza della situazione, facendo fronte come possibile alla chiusura degli ristoranti e alle difficoltà negli spostamenti. Allora, ed è vero, c'è uno di quei video che hanno colpito di più, ed è non solo questo, ma quelli di un ristorante, per esempio, che è al lavoro con i camerieri che portano i piatti senza troppo curarsi dell'acqua che arriva quasi al ginocchio, quindi armati di salopette non solo, e quindi servivano i clienti che erano seduti ai tavoli immersi nell'acqua alta. Quindi Venezia inevitabilmente è straordinaria, e questo è vero anche nella sua gente. L'unità di crisi attivata dalla Regione Veneto per fronteggiare la situazione di emergenza determinata dal maltempo di questi giorni ha elaborato una serie di tabelle di confronto tra l'evento del 27, 28 e 29 ottobre 2018, quindi questo, e quelli più rilevanti, sempre della durata di 3 giorni, che si sono succeduti negli anni. La statistica è chiara e allora leggiamola poi
insieme, mentre Mattia ci ha inviato una foto, ma è di stamattina alle 11. Mattia, stiamo più aggiornati. Se vuoi sapere da noi se le scuole sono chiuse, ci devi mandare però qualcosa di più aggiornato. Vediamo, Federica ci ha inviato un video girato mentre chiudevano l'accesso da Salgareda uscendo alla rotatoria di Romanziol, quindi praticamente si trovava Federica nello stesso punto in cui era il nostro Francesco, e si è trovato appunto bloccato nel tentativo di andare a Romanziol. Guardate il Piave, che livello che ha in questa foto. Intanto leggiamo ancora. La statistica dice che l'ondata di maltempo che ha colpito il Veneto in questi giorni è stata quantomeno a livello di quelle devastanti che l'hanno preceduta, 1966 e 2010. Punte massime di accumuli d'acqua al suolo superiori anche al terribile 66. La tempesta perfetta, come l'ha definita fin dalla lettura dei primi modelli previsionali il presidente della regione Luca Zaia, lo si evince dai dati storici sulle quantità d'acqua cadute in corso dei precedenti eventi e in confronto a quelle di questi giorni. La montagna è stata la più colpita, tanto che la stazione di rilevamento nel Bellunese, con 667,4 mm d'acqua caduti per metro quadrato, ha superato il Cansiglio, quindi Sofranco più Bersagliata del Cansiglio, dove nel 1966 ne furono registrati 608, quindi più pioggia nel Bellunese adesso in questa stazione di rilevamento rispetto al 1966. Sappada ha superato Seren del Grappa, dove nel 66 i millimetri caduti furono 571, oggi a Sappada 572, dati impressionanti, senza contare, eccole qua, cosa sono immagini queste? Belluno? Ok, grazie. Senza contare che in questi 3 giorni del 2017 la stazione di Col de Pra, in comune di Taibona, Gordino, dalle ore 21 del 29 ottobre ha rilevato 610 mm prima di cessare di funzionare, travolta da una tromba d'aria. Questo è anche un dato interessante, cioè sappiamo bene come quella sia stata la zona più colpita insieme al Feltrino, là dove purtroppo si è registrata una vittima, lo sapete. Non ci sono notizie fino a questo momento, mi sembra di capire, del disperso sul quale ancora non si sa nulla. Quindi a Taibon la stazione di Col de Pra, che rilevava la pioggia, quanta pioggia arrivava, a un certo punto è stata travolta dalla tromba d'aria e ha smesso di funzionare alle 21 del 29 ottobre, ieri sera. Le punte massime dell'alluvione 2010 si fermarono a 587 mm di precipitazioni a Seren del Grappa, 530 a Recoaro, 516 sul Cansiglio, insomma, e questo è un po' lo storico. L'unità di crisi regionale per far comprendere come sono le centinaia di opere realizzate dal 2010 a oggi, la precisione dei modelli previsionali utilizzati e l'uso sapiente delle casse di laminazione abbiano consentito di evitare situazioni e danni peggiori, d'altronde, perché con questi dati che vi abbiamo letto poco fa ben si capisce come sia stato l'impatto. Allora Paola ci fa vedere la sommità dell'Argine a Romanziol, accesso strada chiusa, foto di circa mezz'ora fa, ma ancora Paola la deve spedire e in effetti l'abbiamo sentito di fatto in diretta dal nostro Francesco Ceron quando sono le 16:33, Fagarè della Battaglia pochi minuti fa, sì, questo l'abbiamo visto purtroppo più volte. Ve lo faccio ripartire il video, eccolo qua, così lo rivediamo ancora più chiaramente, quelle abitazioni nell'area golenale che inevitabilmente sono state investite, però come vedete appunto c'è un secondo argine e per questo viene utilizzata la golena. Matteo Lorenzon, Francesca Cason, scattate 10 minuti fa. Questa è ancora il Piave, giusto? Zenson di Piave, quindi al momento la situazione risulta in lieve calo. Mattia, documento della provincia di Treviso, adesso questo l'abbiamo già detto, grazie. Paola, ecco arrivata la foto di Paola che ci preannunciava a Romanziol ed eccola qua.
la situazione, vedete, persone lungo l'argine comunque, e qui in fondo forse potete riconoscere, ci sembrano, vedete, molti mezzi di protezione civile, giù in fondo forse potete intuire qualche lampeggiante, e dove appunto si sta approntando un piano di evacuazione, ma sul posto deve arrivare Francesco Cerone. Appena vi chiedo è possibile, proviamo a contattarlo, visto che non riusciamo a metterci in collegamento con il sindaco di Verona Sboarina, che stiamo cercando. A Treviso riprende a piovere, quindi ancora alle 16:30 ci segnalano questo, ancora una volta la pioggia era prevista tra le 15 e appunto le 16 e oltre. Denis cosa ci manda? Questo che è, se vive a Ormelle, di Ormelle, Denis, ci sono queste immagini da Facebook, ma niente, Denis, non ce la facciamo, abbiamo bisogno di rapidità. Ancora Giulia, poco prima del Romanziolo stanno facendo uscire tutti di casa almeno dalle 17 alle 19. Ecco, vedete? Quindi quello che dicevamo, Romanziol, con l'annuncio che ci aveva dato ormai più di un'ora fa il sindaco Andrea Cereser, e l'ipotesi appunto che si procedesse all'evacuazione di quella zona. Già è stato evacuato l'outlet di Noventa di Piave, e ora probabilmente la parte di Romanziol sarà evacuata. Ecco, sindaco, ci sente? Sì, Buonasera. sì, salve, buonasera. Grazie, sindaco. Quello che ci può dire, la popolazione l'ascolta. Ma velocemente, a Romanzol siamo in una fase ancora di allerta, perché siamo a 30 centimetri dal limite, e quindi abbiamo fatto evocare una cinquantina di famiglie, li portiamo in palestra e nelle scuole di Noventa per sicurezza un 4-5 ore, perché stiamo attendendo che la piena vada giù, però non abbiamo dati certi, e quindi per precauzione prima di tutto la sicurezza dei cittadini in questo caso. Abbiamo qui anche la protezione civile, abbiamo tutti che ci danno una mano, e adesso rafforzeremo gli argini con Big Bang, sì, con appunto delle protezioni ulteriori. Quindi Romanziol, sindaco? Sì, pronto? Sì, a Romanziol diciamo si procede all'evacuazione? Ma solo con case vicino all'argine, al fiume, sì, all'argine, saranno una cinquantina di case. Una cinquantina di case, quindi di quante persone stiamo parlando? Circa una cinquantina di famiglie, centinaio. Quindi un centinaio di persone. Un centinaio di persone. Sindaco, altro che ha piacere di riferire Comunque in questo momento? Si consiglia a tutti di andare comunque al primo piano e di stare in allerta, perché la situazione ancora non si è tranquillizzata e dovremo aspettare ancora 4-5 ore. Capito. Grazie davvero al sindaco di Noventa di Piave, buon lavoro, ci risentiamo magari più tardi. Grazie, anche nel corso del pomeriggio. Adesso vi lascio il spazio a Nicola Zanetti, che è già qui, che incombe. Ovviamente Giulia Panighel continua a dirci che accolgono al palazzetto queste persone, ovviamente, e la zona quella di Romanziol. Italo, guarda qui, eccolo qua il video che ci sta mandando Giulia da un altro punto. Vediamo se riusciamo a sentire Francesco Ceron, che lì si sta recando. E poi ancora materiale foto e video zona di Ponte di Piave, ma questo è di stamattina. Denis, grazie davvero, ma ormai dobbiamo procedere. Il comune nel Bellunese, manca la corrente, questo l'abbiamo detto, località Melere, comune di Trichiana, Belluno, manca la corrente da ieri intorno alle 17, l'acqua da questa notte. Grazie davvero a Lauretta, le siamo vicino. Lauretta, ma purtroppo sulla corrente non abbiamo grandi novità, e proprio di ieri davamo l'emergenza di un'azienda agricola che non riusciva nemmeno a contattare i soccorsi, ed era proprio nella sua zona. Lascio lo spazio a Nicola Zanetti. Eccoci, buonasera, rieccoci, il tempo di microfonarsi. Stiamo sentendo probabilmente, da quello che ho capito, Francesco Ceron. Nel frattempo, eccoci qui. Nel frattempo vi abbiamo raccontato in una straordinaria diretta di ieri sera, se avete seguito ovviamente la nostra diretta non stop di 12 ore, e oggi replicheremo di fatto
per potervi aggiornare in tempo reale su tutto quello che accade. Abbiamo visto la situazione di Feltre, abbiamo anche sentito qualche ora fa il sindaco di Feltre, poi vi aggiorneremo anche sulla situazione del Bellunese con la riunione che c'è stata poco più di un'ora fa e probabilmente ancora in corso all'aeroporto di Belluno. Mi dicono che forse c'è Ceron in linea? No, non ancora. Però la situazione di Belluno, dicevamo, testimoniato anche dalla nostra Tiziana Bolognani. Nel frattempo sono una cinquantina le chiamate cui ha risposto il soccorso alpino Dolomiti Bellunesi in questi giorni di emergenza, mettendosi a disposizione di protezione civile, vigili del fuoco e SUEM per ondata di maltempo in Veneto, in provincia di Belluno, dove oltre 80.000 utenze sono ancora senza elettricità e copertura telefonica. Stanno intervenendo le stazioni di soccorso alpino di Alleghe, Agordo, Val Biois, Livinallongo, Val Pettorina, Centro Cadore, Pieve di Cadore e Val Comelico. Tra le missioni ovviamente c'è anche quello di portare generi alimentari, ovviamente di prima necessità, pulizia del materiale alluvionale, sgombero delle strade di piante e vegetazione, insomma trasporto di quanti necessitano delle visite periodiche all'ospedale. Ovviamente è tutta una situazione così emergenziale che anche il quotidiano viene stravolto. Allora dicevamo questa è la situazione, ma la situazione ovviamente è diventata drammatica, tragica, quando c'è stato ovviamente la morte di una persona ieri sera, come dicevamo, il vento ha fatto ancora di più di quello che poteva fare l'acqua, con la morte di una persona che è rimasta schiacciata dall'albero a Feltre. Allora dovremo avere, se mi danno l'ok dalla regia, il servizio che racconta di questa nottata tragica. Peraltro noi ieri vi abbiamo raccontato con davvero le dirette, eravamo intorno alle 21-22 di ieri sera su Ring, e con quelli collegamenti dei nostri Tiziana Bolognani e Nicola Marcato da un paese spettrale, sembrava un film dell'orrore. Allora vediamo, se non sbaglio, il servizio sulla vittima, la vittima di questa emergenza maltempo in Veneto. Viveva a Volta Barozzo, un quartiere di Padova, Sandro Pompolani. La sua vita è stata spezzata dalla tromba d'aria che ha travolto il Feltrino. Era nella sua auto sulla Culiada a Feltre alle 18:30 di lunedì, quando uno dei 7 platani sradicati dal vento ha travolto la piccola utilitaria, schiacciandola senza lasciargli scampo. Una notizia piombata come un fulmine a ciel sereno alla Volta. 49 anni, Sandro Pompolani, qui lascia la famiglia e una figlia piccola che solo domenica scorsa aveva accompagnato in parrocchia prima di partire per Seren del Grappa, dove lavorava come ingegnere chimico in un colorificio. Un uomo amato e stimato, fedele ai suoi impegni, che proprio domenica aveva salutato la famiglia prima del solito per non fare troppo tardi. Questa dunque la vittima, ma purtroppo c'è da aggiornare il bilancio tragico di questo maltempo, perché sapevate c'era anche la notizia di una persona dispersa a Falcade. Bene, ci aggiornano del fatto che è stato trovato morto l'uomo disperso a Falcade. Circostanze ancora ovviamente da chiarire, ma di fatto è stato trovato morto, quindi salgono a 2 le vittime di questa emergenza maltempo. C'era un'altra persona, una signora anziana, che poi è stata ritrovata. Dicevamo, circostanze ancora da chiarire, di fatto è stato trovato morto. Il fatto è che è stato trovato morto l'uomo che era disperso da ieri da Falcade. Fatemi sapere quando dovrei avere in linea il sindaco di Verona, Federico Sborina, per farci un piano della situazione, un quadro della situazione a Verona. Ovviamente abbiamo parlato anche della piena dell'Adige, vorremmo anche capire, ce l'hanno chiesto tantissime persone, la situazione delle scuole anche a Verona, quindi i collegamenti se ci sono potete mandarceli. Dicevamo, l'ha detto poco fa anche Ferdinando Avarino, la situazione di San Marco, la alta marea, ovviamente l'acqua alta è scesa oggi, ma ha lasciato
una brutta sorpresa. Scendendo ha rivelato i danni in Basilica di San Marco, con qualche decina di metri quadri del millenario pavimento a mosaico in marmo di fronte all'altare della Madonna Nicopeia, e ha inondato l'acqua alta di ieri anche il battistero, la cappella Zen, raggiunto i 90 cm sopra il pavimento mosaicato del Nartece, bagnando i monumentali portoni in bronzo bizantini. Ed è una ovviamente notizia destinata a suscitare nuove polemiche, perché il danno è evidente. Il magistrato, il procuratore di San Marco ha detto questi danni hanno provocato un invecchiamento della Basilica di San Marco di 20 anni in 24 ore. Ma forse questa, ha sottolineato, è una considerazione ottimista. L'ha detto il primo procuratore di San Marco, Carlo Alberto Tesserin, parlando dell'acqua alta e di ciò che scendendo poi ha rivelato, cioè i danni a quello che è il simbolo di Venezia, la Basilica di San Marco. Abbiamo una telefonata in linea, fatemi sapere con chi. Abbiamo una telefonata dunque con il sindaco di Verona. Buonasera sindaco. Sì, buonasera, buonasera. Buonasera, allora, prima di tutto, visto che ce lo stanno chiedendo tantissimi, perché è una delle informazioni più richieste, visto anche la difficoltà di capire con le previsioni, la questione scuole a Verona, ci può dire, se ci può dire in città e ci sa dire anche in provincia? Se domani verranno chiuse o resteranno chiuse o aperte? Allora, ad ora, cioè in questo momento, non c'è ancora nessuna decisione in merito, ma è più, mi sono sentito col prefetto prima, e in questo momento non ci sono condizioni particolari per determinare la chiusura, in virtù delle previsioni meteo e di tutte le segnalazioni e l'attenzione con cui stiamo monitorando tutto il territorio in queste ore. Quindi ad ora, che sono che ore sono adesso? Adesso sono le 16:46. Esatto, 16:46. Alle 16:46 non è stato preso nessun provvedimento di chiusura e non è previsto al momento nessun provvedimento di chiusura. Quindi questa è la prima notizia importante che ci dà. Adesso se ci può raccontare come è stata vissuta oggi dal sindaco e da lei, Federico Sborina, dalla comunità, insomma, la piena dell'Adige questa mattina, un po' ci fa un racconto di questa sua giornata e della giornata dei veronesi. Beh, insomma, è stata una giornata lunga e siamo ancora a metà giornata, ma in realtà è perché sono anche le ore precedenti che sono state particolarmente critiche, e quindi parto da quando domenica sera abbiamo dovuto comunicare la chiusura delle scuole, era ormai le 6:30, 7 del pomeriggio per la mattina dopo, e poi ieri per la giornata di oggi. Però diciamo che questo ha determinato una tranquillità e una sicurezza nella gestione sia ovviamente del traffico cittadino. Oggi tra l'altro qui a Verona c'è incredibilmente una bellissima giornata, però ieri è stata veramente una giornata da tregenda con vento e acqua. L'Adige è cresciuto molto, già nella notte io seguivo i vari report che mi mandava il mio comandante, nonché capo della protezione civile, dell'innalzamento dell'Adige. Questo ha determinato l'apertura della galleria che fa defluire l'acqua dall'Adige nell'Alto Garda, l'altezza di Torbole, e che quindi ha permesso di mantenere in questa lunga ondata di piena un livello abbastanza costante, benché molto elevato. Adesso è ancora abbastanza costante, però mi dicono appunto che il tunnel è stato chiuso, quindi a riprova del fatto che le condizioni si stanno stabilizzando, e ovviamente prestiamo la massima attenzione sulle condizioni meteo per vedere l'evoluzione nei prossimi giorni, anche e soprattutto per la piena dell'Adige. Tra l'altro in alcune parti della città ci eravamo preparati con delle apparatie e la protezione civile è allertata, e devo dire che ad ora non risultano particolari criticità. Insomma, è stata gestita, devo ringraziare tutti perché l'hanno gestita veramente molto bene, protezione civile, tutti, parlo della protezione civile in generale, includendo tutti coloro che sono andati da fare in queste ore. E quindi, riassumendo, quando è che potremmo dire sospiro di sollievo, tiriamo un sospiro di sollievo a Verona? Ma sospiro di sollievo è sempre meglio stare con le antenne alzate, quindi sospiro di sollievo è meglio aspettare ancora qualche ora, anche se ripeto, ancora qualche ora, ecco, questo volevo capire, insomma, perché magari la gente si chiede, sì. Magari la situazione sta migliorando, però è bene monitorare, esatto, almeno per qualche ora, insomma, entro la serata di stasera.
Assolutamente sì, perché sono situazioni insomma, che è sempre meglio non calare mai la guardia, l'attenzione, quindi stare molto attenti. Ecco, le previsioni, le condizioni, le chiacchierate che ho fatto col prefetto costantemente in queste ore va in senso sicuramente positivo, però ci riserviamo ancora qualche ora per dare dei giudizi definitivi su un fine dell'allarme definitivo. Senta una cosa, purtroppo in questa giornata, oltre a dover, importantissimo ovviamente, dare le informazioni reali, abbiamo dovuto smentire un sacco di fake news, alcune davvero pericolose, alcune davvero incredibili, allucinanti. Lei ha dovuto avere a che fare anche con fake news, con notizie, con messaggi WhatsApp che giravano, è successo anche a lei e alla sua comunità? Sì, questa è la cosa più disdicevole, per non dire triste, di queste ore, perché si sta parlando della sicurezza e dell'incolumità dei cittadini, e tante volte probabilmente anche solo perché per uno scherzo cosa, ma in realtà si mette in difficoltà, perché per esempio anche noi ieri girava un filmato su WhatsApp che indicava in una zona di Verona un'esondazione importante che in realtà era venuta da tutt'altra parte. E quindi tra allerta, verifica, controlla, e poi in realtà non c'era niente di tutto questo. Allora, in momenti in cui siamo impegnati su tutti i fronti, con tutte le risorse anche umane, dover, tra virgolette, correre dietro a notizie che poi si rivelano delle fake news, insomma, anche perché vi fanno perdere tempo, alla vostra macchina operativa. Appunto, lascio il giudizio a voi, nel senso che si può scherzare su tante cose, ma quando si parla della sicurezza, dell'incolumità dei cittadini, non c'è proprio niente da scherzare. Quindi, assolutamente, insomma, poi peraltro ben vengano le segnalazioni, quelle corrette, perché anzi ci aiutano ad intervenire in modo pronto, veloce ed efficiente, ma le schifezze che magari sono girate o le cose, le notizie false, quelle ci mettono in difficoltà, ma in realtà ci mettono in difficoltà, mettono in difficoltà la macchina della protezione civile, mettono in difficoltà i cittadini. Ecco. Certo, peraltro è stato chiarissimo anche il governatore Zaia con il capo della protezione civile oggi a Venezia, a livello nazionale. Insomma, ci sarà un esposto ovviamente contro queste fake news, contro chi, e c'è la polizia postale che sta indagando su questo, e quindi abbiamo capito insomma che erano proprio specializzati provincia per provincia, perché a Verona hanno detto qualcosa specifico nel veronese e in tutte le altre province, quindi si tratterà di capire chi ha avuto il tempo di organizzare una cosa davvero così tremenda. Quindi io ringrazio allora il sindaco di Verona, grazie ancora, allora ci conferma che ad ora e se non ci sono stravolgimenti particolari domani le scuole, città e provincia restano aperte. Sì, assolutamente sì. Perfetto, grazie allora al sindaco di Verona Federico Sborina, buon lavoro ovviamente in queste giornate. Nel frattempo io chiedo ai nostri uomini in regia, Roberto Dorigoni e Italo Marao, se possono mettersi in contatto con Tiziana Bolognani e allora così ci può raccontare anche di Falcade, del ritrovamento della persona che si chiamava, e abbiamo l'aggiornamento su questo, Ennio Piccolin, 61 anni, artigiano. La sua macchina trovata accesa con portiera aperta in località Molin di Falcade, lungo l'argine del torrente Focobon. È stato trovato attorno alle 15, un chilometro più a valle in acqua. E questo è quanto possiamo dirvi per ora della persona, dell'uomo purtroppo ritrovato morto a Falcade, facendo salire quindi a 2 il conto delle vittime di queste ore terribili, soprattutto per il Bellunese che abbiamo raccontato in lungo e in largo è veramente devastato dal maltempo che appunto lo ha colpito. Dunque, in attesa di capire se Tiziana Bolognani ci può dire qualcosa in più, io vedrei se ci sono messaggi nella nostra pagina Facebook. Ecco, abbiamo Tiziana? Sì, abbiamo Tiziana al telefono. Allora, Tiziana, mi senti? Sì. Allora, io ho appena dato il nome della persona, come tu ci hai informato, informandoci insomma quasi in tempo reale. Ci può dire qualcosa in più? Ecco, circostanze da chiarire, ci hai detto. Sì, le circostanze sono da chiarire. Sembra, e questa è l'ipotesi probabilmente, forse più probabile, che l'uomo Ennio Piccolin, 61 anni, si sia avventurato per andare a vedere che cosa stava accadendo lungo l'argine del torrente Focobon. Lì è stata ritrovata la sua macchina accesa e con una portiera aperta.
Di lui ieri si erano perse le tracce e lo si è cercato davvero per tutta la giornata, fino alle 3 più o meno, alle 15 di questo pomeriggio, quando il suo corpo senza vita è stato ritrovato attorno, sempre nel torrente, nell'acqua del torrente, 1 chilometro più a valle, e purtroppo questa è la seconda vittima di questa tragedia, della tragedia del maltempo che si è abbattuta sulla provincia di Belluno dopo la morte del 49enne padovano ieri in Cugliada a Feltre. Pronto? Sì, eccoci. Ero in collegamento con la regia. Non ti sentivo? Sì, ci sono. Non ti sentivo più. Ecco, hai detto forse l'uomo era coniugato, artigiano, e di lui ieri si erano perse le tracce assieme ad un'altra donna che era partita per andare in ospedale ad Agordo. E a proposito che invece poi è stata ritrovata questa mattina, rintracciata questa mattina, a proposito dell'ospedale di Agordo, se non avete già dato questa informazione, perché sapete che l'Agordino è completamente isolato, è stato necessario l'intervento di una pala meccanica per aprire la strada a un'autobotte carica di gasolio per poter andare a fare il rifornimento alla centrale termica dell'ospedale di Agordo, che era rimasta priva di energia, e che ha attivato così i propri gruppi elettrogeni che funzionano a gasolio. Il gasolio non riusciva ad arrivare con questa autobotte, perché appunto la strada era interrotta e i rifornimenti oramai erano ridotti al lumicino, e l'ospedale di Agordo rischiava di sospendere la propria attività. Così fortunatamente non è stato, grazie per l'appunto all'intervento di una potente pala meccanica che ha liberato la strada. Ecco, senti, quindi tornando alla vittima, purtroppo, stando a quello che si può dire, ovviamente rimanendo coi piedi di piombo sulle circostanze, potrebbe essere una persona che ha probabilmente avuto, come dire, la necessità si è spinta di vedere, insomma, quello che stava accadendo. Che cosa stava accadendo? Sì, sapete che l'Agordino è una delle località più colpite, probabilmente si è mosso con la sua macchina per andare a vedere. Per vedere, così spinto un po' dalla curiosità, potrebbe essere questa. Esatto, vedremo. Probabilmente potrebbe essere scivolato e quindi finendo rovinosamente nell'acqua, in un torrente che, come avete avuto modo di vedere dalle immagini che vi abbiamo mandato, si chiamano torrenti, di fatto in realtà sono diventati dei fiumi che hanno straripato, esondato in diversi punti, che si stanno mangiando le strade, i campi. È pericoloso. Quando sono arrivati gli avvisi, gli inviti a non avvicinarsi agli argini di torrenti e fiumi, probabilmente c'era e c'è tuttora un motivo concreto, reale. Lo aveva sottolineato anche ieri, insomma, il governatore Zaia: state attenti, non avventuratevi, anche se ovviamente la curiosità o anche magari la voglia magari di dare anche una mano può essere anche ovviamente così una spinta positiva, però può essere pericoloso. Vedremo poi se questo verrà confermata come ricostruzione di quello che è accaduto ovviamente per questo povero 61enne. Ti lascio solo un'ultima battuta, ti sta per raggiungere Nicola Marcato, quindi poi ci rivedremo a Feltre. Ci rivedremo a Feltre, a Villaga. Andremo a Villaga, dove è una delle località del Feltrino maggiormente colpite. È una piana, la piana che poi immette lungo la strada che porta a Quero e nel Trevigiano. Benissimo, quindi come avete fatto ieri in modo davvero straordinario, ci racconterete quello che sta accadendo e vedremo se quelle zone di Feltre raccontano, come ieri, quasi di un film dell'orrore, di paesi spettrali. Grazie a Tiziana Bolognani, ci risentiamo dopo ovviamente, grazie per il vostro lavoro. Ci stiamo per collegare fra pochissimo con il sindaco di Zengson di Piave, è uno di quei comuni ovviamente nei quali si dovrà decidere domani che fare anche a livello delle scuole, così ci faremo anche un quadro della situazione per quanto riguarda le scuole domani nella Marca Trevigiana. Come sappiamo dovrebbero rimanere aperte le scuole, tranne ovviamente
nei comuni che sono più a rischio, che sono vicini quindi al fiume, e Zenzon di Piave è uno di questi. Allora ci faremo raccontare da lui com'è la situazione anche lì, ci chiedono un po' di cose nella nostra pagina Facebook. Ecco, Laura Gobbo, restando quindi nel Trevigiano, ci manda questo video del maltempo a Carbonera. Ovviamente il tempo, lo abbiamo raccontato anche, è sensibilmente peggiorato in queste ultime ore nella Marca Trevigiana. Vediamo se ci sono altri messaggi particolari. Vediamo subito, in questo momento no. Ci faremo anche raccontare. Abbiamo allora il sindaco di Zenzon di Piave, allora andiamo direttamente da lui. Sindaco, dicevamo prima, ci racconta un po' com'è la situazione da lei. Abbiamo sentito un po' tutti i sindaci che sono vicini al fiume sacro, alla patria, che mai come oggi fa davvero paura. Ci può dire com'è la situazione in questo momento? Sì, buonasera. Buonasera. La situazione per il momento qui da noi a Zenzon è abbastanza sotto controllo. Sì. Stiamo monitorando gli argini con i nostri volontari della Protezione Civile, che ringrazio, approfitto per ringraziarli, sono stati molto bravi. E stiamo monitorando eventuali stesurazioni o fontanazzi lungo il nostro tratto di competenza arginale. Il picco della piena è passato sotto mezzogiorno e ci ha lasciati a 12 metri all'asta idrometrica, una cifra elevatissima. E a fronte di questo abbiamo comunque ieri evacuato tutta l'area golenale, spostando le famiglie. Cioè, quante persone avete sfollato, evacuato per scopo precauzionale? Quante da voi? Circa una ventina. Dove sono state portate? Sì. In casa di la privati? maggior parte hanno trovato Parenti? collocazione da parenti Certo. o da amici, e un paio di nuclei familiari li stiamo ospitando noi grazie anche alla disponibilità della parrocchia qui a Zenzon, e quindi li abbiamo sostanzialmente sistemati tutti per il momento. Per precauzione approfitto della vostra disponibilità per avvisare che anche qui a Zenzon ho appena firmato l'ordinanza di chiusura delle scuole, vista la permanenza ancora dell'acqua che sta a fatica scendendo e avendo l'argine molto vicino al quartiere scolastico. Quindi per precauzione ho deciso di chiudere le scuole. Quindi chiuse le scuole domani a Zenzon di Piave, quindi lo possiamo dire, insomma, nella Marca Trevigiana, come riferito dalla Prefettura, le scuole restano aperte tranne che nei comuni interessati ovviamente dall'asta del Piave nella Marca Trevigiana, dove lì è a discrezione, immagino, dei sindaci e dove stanno decidendo di tenerle chiuse. Adesso faremo magari un giro per capire la situazione nei vari comuni e lei ci dice che la situazione è tale per cui domani scuole chiuse. Sì, anche da così, noi sì. La permanenza dell'acqua è ancora critica e quindi per non rischiare la sicurezza dei bambini ho preferito così. Giustamente, così è anche per esempio a San Biagio di Callalta, ovviamente per quanto riguarda le scuole. Senta, quindi il livello adesso, in questo momento, lei ha un quadro della situazione di livello? Da noi è stabile all'asta idrometrica 12 metri. È una cifra molto importante ed è per questo che preferiamo avviare tutte le misure di sicurezza possibili. Da quanto tempo non raggiungeva, se mai l'aveva raggiunta da quelle parti? Così. Allora, questa è la seconda piena, è la prima piena, mi scusi, così importante dopo la tragica alluvione del 66. Del 66, quindi dopo il 66 da voi non c'era mai stato così? No, né nel 2010 e anche nel 2012, mai così alta. Va benissimo, allora Sindaco, approfitti perché ci stanno guardando in tantissimi in questi momenti. Se deve dire qualcos'altro ai suoi concittadini lo faccia, approfitti pure di noi, come ha fatto anche per quanto riguarda le scuole. Ci sono precauzioni particolari, numeri che devono chiamare eventualmente?
Allora, il COX ovviamente è ancora attivo e resterà attivo fino alla fine dell'evento, quindi il comune è presidiato H24 ovviamente dai volontari di protezione civile e dai dirigenti comunali e dal sottoscritto ovviamente. Dico solo ai miei concittadini di stare relativamente tranquilli per il momento, perché la situazione è monitorata costantemente da Genio Civile e da noi della protezione civile. Benissimo, grazie allora al sindaco di grazie Zolsone a voi, Piave, Daniele grazie a voi. Dallanese, grazie davvero. Grazie, buona serata. Allora dovremmo restare nel Trevigiano, mi avvertono che dovremmo avere dei servizi da mostrarvi per quanto riguarda la situazione oggi di Ponte di Piave che abbiamo raccontato questa mattina con Marta Marangon. Fatemi cenno se posso lanciare questo servizio su Ponte di Piave. Nel frattempo ci stanno chiedendo i nostri telespettatori, ci sono novità, dice Nicolo Rampazzo, per quanto riguarda il Bacchiglione, ve lo faremo sapere magari collegandoci fra poco con Padova. Ditemi. Allora, abbiamo il servizio che racconta questa giornata che ancora deve finire, ma insomma questa prima parte di giornata davvero, davvero intensa a Ponte di Piave, con un Piave che faceva e fa tuttora paura. C'è confusione, però non c'erano alternative. La chiusura del ponte ferroviario della linea Portogruaro-Treviso con l'acqua che è arrivata a lambire i binari, poi quella d'urgenza del ponte stradale, la viabilità di San Biagio di Callalta e Ponte di Piave e con esse l'intera viabilità provinciale messe alla prova dalla piena del fiume. E questo mentre intorno Fagarè, Ponte, Saletto, Salgareda i residenti delle rive venivano invitati a salire al primo piano e i vigili del fuoco mettevano in salvo gli ultimi abitanti della Golena rimasti nelle loro case. Ponte chiuso poco dopo le 10 del mattino. Situazione difficile da questa notte e per tutta la mattinata. Il ponte sul Piave qui è stato chiuso, per cui è interdetta la circolazione, la provincia di Treviso è bloccata in due e qui, come vedete dalle immagini che sta facendo il collega Nicola Marcato, i ponti sono due, uno è quello per le auto sul quale noi ci troviamo, l'altro ponte che vedete è quello ferroviario e qui le immagini sono davvero impressionanti perché l'acqua ormai ha raggiunto il livello delle arcate. Siamo tutti in attesa di capire quale sarà l'evoluzione. L'ultimo bollettino che io ho ricevuto anche da Busche, dalla diga di Busche, stanno sversando 1500 metri cubi al secondo, quindi sono ancora portate molto importanti. Le luci sono completamente ostruite del ponte ferroviario che è monitorato a vista dall'ente ferrovia che è sul posto, dall'RFI Italia, e che quindi con il quale siamo in stretto contatto e stiamo monitorando un po' la situazione, l'onda di piena sta passando, speriamo che vada tutto bene, incrociamo le dita. Il timore più grosso in questo momento qual è, Presidente? Il timore più grosso penso sia appunto la marea. Se la marea se il mare non ci dà contro e il fiume riceve, svuotiamo con una certa velocità, altrimenti se la marea sale troppo velocemente e non lascia scaricare il fiume, si ferma molto più acqua qui e ha molta più difficoltà a scaricare il fiume. Abbiamo potuto constatare che hanno quasi 5 metri, 6 metri di acqua all'interno delle proprie case, quindi è una situazione veramente difficile e speriamo che adesso l'acqua defluisca al più presto e soprattutto che gli argini con questa spinta idraulica riescano a tenere la spinta dell'acqua, insomma, ecco. Credo che comunque dobbiamo rimanere ancora in allarme elevato sicuramente per un paio di giorni. È circa mezzogiorno quando l'acqua comincia a salire anche sul ponte e l'accesso viene chiuso definitivamente. Una lunga giornata di attesa, dunque, toccherà aspettare la sera, la notte per capire come andrà a finire. Una giornata di decisioni difficili, di paura, da cui il sindaco ha però la forza di leggere anche un aspetto positivo.
Abbiamo tantissimi volontari dalla polizia, dai carabinieri, protezione civile, alpini, tutti si sono prodigati per aiutare gli altri. In queste ore abbiamo evacuato persone anche con disabilità, quindi abbiamo bisogno di tutte le energie. C'erano non solo le persone, anche animali, coloro che vivono anche con i propri animali, quindi abbiamo dovuto aiutare tutti e nessuno è rimasto indietro. Questo ne siamo orgogliosi, mi piace dire siamo una bella gente. Questo è il racconto di Lina Paronetto con ovviamente poi le interviste di Marta Marangon stamattina con Nicola Marcato. Abbiamo sentito le parole del sindaco di San Biagio di Callalta, Alberto Cappelletto, di sindaco in sindaco, per capire invece la situazione con Susegana. Restiamo nella Marca trevigiana in attesa di collegarci con il presidente della provincia di Padova, Fabio Bui, nonché sindaco di Loreggia, anche per rispondere alle domande dei nostri telespettatori per quanto riguarda il Bacchiglione. Abbiamo sentito qualche ora fa l'assessore alle manutenzioni di Padova, Andrea Michalizzi, grande apprensione per il Bacchiglione con la piena di questa sera. Intanto dovremmo avere il contributo con quanto ci ha raccontato al telefono il sindaco di Susegana, Vincenza Scarpa, altro punto critico della Marca. Vediamo. Dopo la paura di ieri, con molti cittadini costretti a lasciare la casa per motivi di sicurezza, oggi la situazione è leggermente migliorata. A confermarcelo il sindaco, che per tutta la giornata ha girato fra le vie del comune e nelle zone più a rischio per valutare e monitorare la situazione. Intanto è arrivata la comunicazione a protezione civile regionale, per cui il grado di attenzione sul ramo fluviale è grande, è sceso da rosso ad arancione. Cosa di cui ci eravamo già accorti in quanto il Piave sta lentamente defluendo e problematiche in questo momento non ce ne sono. Ovviamente rimane chiuso il passante realizzato per permettere la ristrutturazione del ponte della Priula. L'acqua, lo ricordiamo, ha invaso parzialmente la strada, causando anche dei danni. La viabilità provvisoria bisognerà vedere quando poi il Piave libererà il sedime stradale, per capire la tempistica di ripristino. Sulla tempistica bisognerà attendere l'ANAS, ma questo solo ovviamente a situazione tornata alla normalità, quando l'acqua sarà defluita completamente. Probabilmente già domani si dovrebbe sapere qualcosa. Per quanto riguarda gli sfollati invece rimarranno ancora un giorno fuori casa, ma si attendono però notizie. Per quel che riguarda gli sfollati, sto cercando di avere notizie da parte del CCS, però ancora non sono in grado di dare una risposta precisa. Rimangono ancora fuori casa per il momento? Guarda, ho telefonato 2 volte al CCS, ma non sono ancora riuscita a capire cosa devo fare di questi sfollati. Giovedì è previsto un ulteriore peggioramento del tempo, ma si spera che il peggio ora sia passato. Questo a Susegana, ed è quello che un po' è il leitmotiv di queste ore. Si spera che il peggio sia passato. Ovviamente parliamo di chi il peggio lo ha vissuto, o almeno lo ha sfiorato. C'è chi purtroppo il peggio lo ha vissuto e lo sta vivendo, e stiamo parlando della provincia di Belluno, dove, vi ricordo, è stato trovato morto l'uomo disperso da Falcade da ieri, Ennio Piccolin, 61enne, artigiano edile, la sua macchina trovata accesa con portiera aperta in località Molin di Falcade, lungo l'argine del torrente Focobone. Morto annegato nel torrente, probabilmente scivolato, non si è ancora capito cosa ci facesse in quella zona. Forse spinto appunto dalla curiosità di vedere cosa stava accadendo, oppure si trovava semplicemente in quella zona. Di fatto purtroppo è la seconda vittima di questo terribili giorni di maltempo che stanno colpendo soprattutto il bellunese. Ve ne renderemo conto in queste ore, anche nuovamente ricollegandoci poi a Feltre, dove si è contata ieri l'altra vittima, purtroppo il 49enne padovano, che invece si trovava nella sua auto schiacciata dall'albero caduto dalla forza del vento. Allora, ci chiedono com'è la situazione a Preganziol, Isabella Stampone. Io credo che Preganziol, zona diciamo sud della provincia di Treviso, come a Mogliano, come a Casale, insomma la situazione sia
tranquilla e dovrebbe essere così. Ci chiedono un'informazione scolastica agli studenti provenienti dalle zone della destra Piave che si devono recare presso gli istituti di Conegliano. Come fanno se il ponte della Priula e di Piave sono chiusi? Dice Samuele da Riva, e cercheremo di rispondere anche alla domanda del nostro telespettatore. Ovviamente si tratterà di capire quando si potrà riattraversare il ponte, ma come avete sentito il livello del fiume è ancora alto e quindi non consente di poter dare una riapertura libera. Ci chiedono per quanto riguarda Venezia Centro Storico, abbiamo detto poco fa che l'acqua alta insomma, è andata a scendere oggi, ovviamente è andata a scendere, però cosa ha portato? Ha portato a scoprire che c'è stata una parte non poco consistente della Basilica di San Marco danneggiata dall'acqua salata ovviamente del mare. Ovviamente c'è una conta dei danni da fare e trattandosi di un monumento così importante si tratterà di capire cosa davvero è stato danneggiato, e il primo procuratore di San Marco Carlo Alberto Tesserin ha detto la Basilica San Marco è invecchiata di 20 anni in 24 ore, e questo appunto per l'acqua alta che ieri è arrivata a 156 cm sul medio mare. Allora, in attesa di collegarci con Enoch Soranzo, perché Fabio Bui, sindaco di Loreggia, è impegnato in questo momento, quindi con il presidente in carica, Enoch Soranzo, dovremo avere un servizio che ci racconta proprio, così cerchiamo di dare una prima risposta alla nostra telespettatrice Nicole Rampazzo, che ci dice che non ci sono novità per quanto riguarda il Bacchiglione, lo sapremo fra poco, ma intanto parliamo della piena del Bacchiglione in un servizio che dovremmo avere, se mi date un cenno dalla regia, un servizio sulla piena del Bacchiglione. Allora, questo è l'ufficio che ha allestito questo camioncino della Protezione Civile. Qui siete operativi sostanzialmente da ieri pomeriggio. Michele Cesconetto è uno dei volontari. Quanti sacchetti avete distribuito? Man mano è venuta la gente a prendere sacchi di sabbia? Sì, abbiamo messo a disposizione diverse centinaia di sacchi. La popolazione se ne è servita per le parti più critiche e ce ne sono ancora a disposizione, quindi se dovesse servire sono a disposizione della popolazione. Tutto pronto in attesa della piena del fiume Bacchiglione alla Paltana, la zona di Padova dove il corso d'acqua da sempre fa paura. L'ultimo aggiornamento della riunione d'emergenza in prefettura diffonde dati rassicuranti, ma la paura resta. Vediamo, speriamo che non succeda niente, speriamo che non succeda quello che è successo 8 anni fa ormai. Quello sarebbe preoccupante perché l'altra volta doveva salire di 1,5 metri, a me mi ha preso tutto il primo piano, ci ho messo 2 anni a tornare in casa dopo. L'ora X, le 22, tarda serata di questo martedì che potrebbe segnare la fine dell'emergenza a Padova, ma le previsioni per il fine settimana non sono buone e chi vive in questo quartiere, quando il Bacchiglione cresce, vive sempre con l'angoscia. Non voglio l'acqua perché pago le tasse e non voglio l'acqua, devo essere tutelata. Allora, queste le voci di chi, avete sentito, non voglio l'acqua, di chi attende di capire cosa accadrà alle 22, insomma l'attesa per questa ora X. Dovremmo avere al telefono allora il presidente in carica della provincia di Padova, Enoch Soranzo. Buonasera, è con noi? Buonasera a voi, buonasera a tutti. Buonasera Presidente, allora è davvero l'ora X, quella delle 22 che state aspettando? Stiamo parlando del Bacchiglione? Certo, sì, parlavo del Bacchiglione, sì. Scusi, ma io sono ovviamente 2 giorni e 2 notti che sto seguendo tutta la provincia. Ha ragione, la comprendiamo, errore mio, poi il Brenta. Errore mio che non ho specificato, chiaramente. Certo. Niente paura. Sì, allora sono a confermare che l'onda di piena dal calcolo dei modelli che stiamo insomma consultando ormai da 2 giorni e 2 notti, che ovviamente sono modelli che vengono consultati e che fanno delle previsioni sulla base
dei dati che vengono inseriti, che sono previsioni delle ARPA sulla base delle precipitazioni che sono avvenute e che potrebbero avvenire, e ovviamente tutte le variabili che poi nel tempo intercorrono. È chiaro che il modello, più si avvicina l'ora della previsione, più si dovrebbe avere una certezza sul calcolo dello stesso modello. Quindi la percentuale di errore si assottiglia man mano che si avvicina all'evento. I modelli danno tutti, stamattina davano e questa notte un miglioramento su tutti i corsi d'acqua, in particolare il Brenta, e così è avvenuta, è passata la piena. Per il Bacchiglione il modello prevede la piena, il colmo di piena che attraverserà da Montegalda, guardando però come riferimento per noi è sempre il Longare, il territorio padovano, lungo ovviamente l'asta del Bacchiglione, con un riferimento sulla Mandria previsto per circa le 22, le 22:30. È chiaro che queste ore, infatti io mi sto recando anche come sindaco nel mio comune, nella sala operativa del COC, seguendo ovviamente tutte le sale operative, tutti i COC dell'asta del Bacchiglione fino a Codevigo, da Avezzano fino a Codevigo. Sta pian pianino aumentando la sua portata. Abbiamo come punti di attenzione a livello provinciale Bovolenta. Dovrebbe crescere comunque l'onda di piena in queste ore per raggiungere alle 22:30 il colmo e poi transitare verso Bovolenta nel corso delle ore seguenti. Quindi Bovolenta... La portata... Sì. Mi dica. La portata che è prevista è una portata che però dai calcoli lascia diciamo ampi margini di franco minimo sulle sommità arginali, insomma di sicurezza, quindi ampi franchi minimi che insomma ci danno un po' di, come dire, sicurezza se il calcolo di previsione è corretto. Nonostante questo comunque abbiamo disposto, con il coordinamento anche della sala operativa della provincia di Padova, il mantenimento aperti di tutti i COC comunali. Sono presenti e monitorati con tutte le forze di polizia e di protezione civile e genio civile, tutti gli apparati in questi che stanno lavorando insieme ad ARPA, tutto il CCS, insomma, al quale ho partecipato anche a luna di quest'oggi, con la massima attenzione, col monitoraggio su tutti i manufatti, i ponti per lasciarli liberi da potenziali alberature, tronchi, sporcizia che potrebbero in qualche modo mettere a rischio il transito della piena, che comunque si presenta con una buona forza e con un'aggressività degna di massima attenzione. E quindi penso di dire che come tutti coloro che hanno vissuto il 2010, io sono uno di questi, siamo al massimo con le antenne dritte, massima attenzione, massimo rispetto di questi eventi, non ci fidiamo, siamo stati scottati una volta, quindi stiamo attentissimi minuto per minuto. Le strutture sono tutte attivate, però da quello che ci viene comunicato dal genio civile, dall'autorità e dalla regione sui calcoli di previsione, dovrebbe lasciarci di un franco minimo sui vari punti dell'Acqua Bacchiglione, che ci lascia pensare a un modello che ci lascia degli spazi di sicurezza abbastanza considerevoli. Però questo non vuol dire che noi dobbiamo abbassare la guardia, perché fino a che non passa la piena e non avremo nel grafico e nelle quote un decremento delle quote del fiume Bacchiglione, noi non abbassiamo la guardia. Senta, rispetto a 8 anni fa, quindi cos'è cambiato? L'esperienza di quella volta? No, rispetto a 8 anni fa è cambiato innanzitutto, sicuramente l'esperienza di attivare per tempo e avere gli strumenti e le strutture che sanno come muoversi, sanno come consultare. In questi anni abbiamo fatto tanta formazione a tutti i volontari della protezione civile, abbiamo investito molte risorse sulle strumentazioni, sulle attrezzature e sugli uomini. Inoltre possiamo contare su un bacino di Caldogno che comunque è in uso,
è all'interno di questa struttura, e anche se comunque le portate sono importanti, ma aggiungiamo che sono stati fatti tanti lavori, tanti messi in sicurezza di tante arginature con spalle e diaframmi, quindi questo sicuramente ha portato a una maggiore consapevolezza, una maggiore formazione delle strutture più, diciamo, preparate, anche se dobbiamo comunque considerare che noi abbiamo un territorio che è altamente fragile e che ha bisogno di investimenti senza mai fermarsi un anno, un continui investimenti, perché di questa fragilità il nostro territorio ne ha sicuramente storia, ne ha radici, ha bisogno di continui investimenti e cure, e diciamo che rispetto a 8 anni fa avevamo alle spalle 8 piene che oggi non abbiamo, perché venivamo da un periodo dove avevamo avuto nel Bacchiglione 8 piene, in questo caso ne abbiamo avute una o barra 2, quindi una situazione molto diversa. Paradossalmente però per altri versi c'è la massima attenzione perché ha altre caratteristiche. Certo. Aggiungo anche che per questa, diciamo, emergenza, se tutto va secondo le previsioni di calcolo, che insomma lasciamole come previsioni e manteniamo alta la guardia per verificare che tutto sia in sicurezza, ci deve essere la massima attenzione anche ai giorni che arriveranno, perché terminata questa ondata di maltempo, seppur con previsioni ancora da verificare, sappiamo che nei giorni seguenti, il primo, il 2 e il 3, ci sarà un'altra perturbazione, non sappiamo ancora di che tipo, dovrebbe essere una perturbazione normale, però siamo attenti a tutto, perché adesso alle spalle abbiamo questa grande quantità di acqua che sta passando, sta passando sul nostro territorio, e con l'acqua, come col fuoco, non si scherza mai. Grazie allora Presidente Enoch Soranzo, quindi l'attesa delle prossime ore. Grazie mille, buon lavoro. Sì, grazie a voi, posso dirvi semplicemente che tutti i sindaci con tutte le strutture sono a lavoro tutta la notte, come l'hanno fatto fino ad ora, con massima attenzione, e sono presidiati i ponti. E ci sarà continua informazione per dare tranquillità alla cittadinanza e essere preparati sempre e comunque, quindi possono contare che le strutture sono attive fino alla cessazione dell'emergenza. Grazie mille, allora, grazie, buon lavoro, il vostro lavoro fondamentale. Grazie a Enoch Soranzo. Allora, lui ci dà proprio il là, diceva la piena questa sera, ovviamente tutta la notte al lavoro, ma sono anche i prossimi giorni che porteranno probabilmente altro maltempo. Allora, vediamo di capire cosa accadrà a livello di previsione del tempo nei prossimi giorni, nelle prossime ore. Vediamo. Il tempo è in deciso miglioramento su tutto il Veneto, con ultime precipitazioni che riguarderanno solamente i settori alpini, ma anche qui migliorerà entro sera. Domani avremo una giornata di pausa, infatti il sole splenderà su tutta la regione, ma è in arrivo un nuovo peggioramento atteso per il giorno di giovedì 1 novembre, festa di Ognissanti, quando tutto il Veneto si troverà sotto la pioggia battente, ancora con possibilità di nubifragi sui settori alpini e prealpini. Non andrà meglio nemmeno venerdì 2 novembre, quando un nuovo fronte perturbato bagnerà nuovamente tutta la regione. Quanta pioggia è caduta in questi giorni? Allora, i quantitativi di pioggia sono stati veramente eccezionali, addirittura si parla tra l'Alto Veneto anche di 700 litri di acqua per metro quadro in questi 2 giorni. È una misura davvero eccezionale per il periodo. Queste dunque le parole al telefono di Daniele Parolin di ilmeteo.it, che abbiamo raggiunto al telefono. Volevo solo farvi vedere, Italo, questo video emblematico di Alessandro Busato. Sono 2 video che raccontano bene. Vediamo se riesco ad aprirlo tutto. Eccolo qua, un'altra panoramica di davvero una situazione incredibile. Nel frattempo vi dico, mentre va questo video, adesso ce n'è un altro sotto, vediamo, eccolo qua.
Eccolo qua. L'acqua che invade le zone. Vi informo che a Chioggia è stata disposta l'evacuazione di Capasqua e Gorzone per onda di marea a metanotte nella confluenza del Brenta e del Bacchiglione. Ci ha raccontato poco fa il presidente della provincia di Padova, Enoc Soranzo, proprio di questa situazione Brenta-Bacchiglione, con ovviamente i riverberi sulla vicina zona veneziana e quindi Chioggia, con la evacuazione delle aree più vicine. Ve lo ridico se non mi si sblocca, ecco, Capasqua e Gorzone. Sono zone che purtroppo spesso hanno a che fare con questi problemi. Questi sono ancora dei video, immagino con un drone che ci ha postato il nostro... ecco, Cortellazzo dall'alto, ci dice Alessandro Busatto. Alessandro Busatto ci sta spedendo anche tantissime immagini, lo ringraziamo. Guardate qui, se riusciamo a inquadrare questa situazione. Ecco qui un'altra situazione davvero drastica, con l'acqua che è praticamente all'interno del giardino, e poi, come ci diceva Cortellazzo, la spiaggia mangiata ancora una volta dalla mareggiata. Grazie, continuate a mandare i vostri contributi. Paolo Gatto, Fagarè della battaglia, eccoci qua, guardate, altra foto emblematica, questo palo della luce che si trova così isolato in mezzo all'acqua. Questo è Fagarè della battaglia, siamo davvero a poca distanza da dove ci troviamo noi, peraltro. Ancora Fagarè della battaglia, ringraziamo Paolo Gatto per questo. Ecco, tutti i vostri contributi, che siete così solerti per poter raccontare insieme a voi, insomma raccontiamo noi e voi quello che sta accadendo anche grazie a voi. Fra poco cercheremo anche di capire per quanto riguarda il trasporto pubblico, il trasporto delle scuole domani, per quanto riguarda la Marca trevigiana, ovviamente per poter passare sulla zona del ponte. Sto cercando di capire se abbiamo altre situazioni. Un'altra cosa da capire, in questo momento cercheremo di informarci anche con Venezia sulla questione dell'acqua alta e dei danni alla Basilica di San Marco. Vi chiedo se è possibile sentire un altro dei comuni che si trovano nell'asta del Piave, quindi Fossalta di Piave. Dovremmo, se riuscite appunto intanto a chiamare il sindaco per capire lì in quella zona com'è la situazione e se ci sono per caso delle evacuazioni in atto. Il sindaco di Fossalta di Piave ce lo potrebbe dire e lo chiameremo fra pochissimo. Nel frattempo torniamo a Venezia, abbiamo visto i 156 centimetri di ieri, vediamo allora un esperto, una memoria storica di Venezia che ci racconta, Sandro Brandolisio, quest'acqua alta, questo fenomeno che è da sempre connaturato con Venezia. Pochi che se ne sai del 1966, Venezia che aveva a quell'epoca 110.000 abitanti e tanti di questi abitava anche a Pianterem. Pensite che durante la notte si sveglia col materasso pieno di acqua, ossia praticamente dormiva sull'acqua. Ma non solo che il 4 di novembre con quell'acqua alta di 1,94 se ne sta nella memoria di tanti veneziani, ma se ne sta i giorni dopo sta acqua alta. Venezia c'era sta per 4-5 giorni una discarica a cielo aperto, con i biavaroi che aveva diciamo così, il magnar che buttava fuori, quindi ti puoi immaginarti odori che già era per le strade. Fortunatamente a quell'epoca che c'erano anche tanti gatti e quindi ti trovavi tanti sorsi morti per strada, appunto perché andava, quindi odori dappertutto. In più quello che mi ricordo c'era
nei CAI o dove che ti camminavi, l'odore di varecchina, perché Venezia si sa che le fogne non ne sa, quindi scarica tutto quanto, è già l'odore di varecchina della gente che se aveva i pavimenti, aveva i muri e cercava di disinfettarsi, e tanta gente per 3-4 giorni non ha potuto usare gli elettrodomestici, qui appunto che abitava a Pianterè. Quindi adesso mi fa da ridere da quanta sta gente che si diverte quando c'è un spettacolo e vede l'acqua alta. Però la popolazione, diciamo così, anche i veneziani, anche adesso, che ne patisse quando c'è l'acqua alta. Non è proprio un gran bel spettacolo. Non vorrei che un indomani, se dovesse funzionare il Mose, che non credo che venga mai fatto, ma comunque dovesse funzionare il Mose, il sindaco che sarà di quell'epoca che tocca creare l'acqua alta artificiale. Questa è la battuta ironica di Sandro Brandolisio, che ha fatto un po' questo excursus, però è una ironia che come dire, racconta anche delle polemiche che ci sono state in queste ore su Mose e acqua alta. Allora, torniamo al Piave che fa paura. Siamo con il sindaco di Fossalta di Piave, Massimo Sensini. Buonasera sindaco. Buonasera a voi, buonasera ai telespettatori. Allora, stiamo sentendo tutti i suoi colleghi, abbiamo sentito Musile, Sandonà, Noventa. Allora, com'è la situazione lì? Ci sono evacuazioni in corso? Ci racconti tutto? Allora, da stamattina che stiamo seguendo e monitorando costantemente la situazione, perché come tutti ben sanno ha avuto un precipitare di eventi notevole. Siamo in una situazione di allerta massima. Io verso mezzogiorno ho fatto spostare tutte le masserizie, le cose e magari le persone con disabilità ai piani superiori della zona compresa fra i due argini, quello dell'Argine Maestro e l'Argine San Marco, nonché lo spostamento delle varie automobili che non servissero, non fossero a disposizione delle persone, magari la seconda o la terza auto, al di fuori di questa zona. È una zona che ci dà preoccupazione perché è la prima ad essere eventualmente alluvionata qualora il Piave avesse un'esondazione o comunque una rottura, perché tra l'altro è collegata con Zenson e quindi sarebbe un tutt'uno. La situazione comunque è monitorata, qui ho sia volontari della protezione civile, anche di Spinea, sono venuti a darmi una mano, adesso ho quelli di Noale che mi sono arrivati da circa mezz'oretta, oltre naturalmente i miei. Ci sono anche i vigili del fuoco di Mestre, con notevoli mezzi, compresi battelli e quant'altro, quindi dal punto di vista così di eventuali rotture o comunque emergenze, se si vuole, pesanti, siamo attrezzati. Diciamo che la giornata è scorsa abbastanza preoccupante per tutti, la situazione sembra si sia arrestata adesso, insomma non ci siano ulteriori aumenti, ma diciamo che a che livello siamo, basso, Sindaco? Sì, a che livello siamo? Sì, nel livello, diciamo, sul punto più basso dell'argine siamo circa 80 centimetri dall'acqua. E quindi, giusto per chi sa, per esempio, ecco, che conosce per esempio il ponte autostradale, sì. I bidoni sono fuori di una 50 centimetri, non di più, il resto è tutto sommerso. Quindi la situazione è abbastanza grave. Io volevo invece utilizzare la vostra emittente, visto che sentivo parlare delle persone che vengono lì a curiosare a Venezia, che anche qui ho avuto dei grossi problemi con le persone. Cioè io capisco che ci sia una curiosità e se si vuole anche una certa apprensione, ma una volta che si verifica che la situazione è quella bisogna venire via, perché ho avuto grossi problemi di transito dei mezzi di soccorso sulle zone appunto antistanti il Piave, con pericolo anche di qualche incidente.
Quindi io sì, ne approfitto della vostra diretta per chiedere ai miei concittadini, per cortesia, date pure un'occhiata, ma venite via subito, perché oggi c'erano bambini che giocavano e non so cosa, sembrava una gran festa e non è il caso, perché siamo veramente preoccupati. Se succede qualcosa poi sono veramente casi spiacevoli. Avete dovuto allontanare qualcuno? Quindi avete dovuto allontanare... Assolutamente sì. Tanti, sia macchine che gente a piedi, bicicletta, cioè sembrava una gran scampagnata, ma decine di persone, no? Non dico una, due, decine di persone, decine di automobili. Certo. Per cortesia andate a vedere, verificate che la situazione è così e poi andate a casa, insomma, cercate di tenere i bambini a casa, che non è uno spettacolo di divertimento. Senta Sindaco, una cosa importante che ci stanno chiedendo un po' tutti, quindi chiedo anche a lei, le scuole voi le tenete chiuse domani? Sì, domani abbiamo scuole, palestre e impianti sportivi chiusi. Impianti sportivi li tengo chiusi esclusivamente per i bambini. Ovviamente per quanto riguarda le squadre di calcio e quant'altro, i grandi insomma possono frequentarlo, però bisogna stare molto attenti a questo punto di vista, perché in ottemperanza all'ordinanza del prefetto è giusto che tutti i posti dove ci sono i bambini siano sostanzialmente chiusi in attesa della fine dell'emergenza. Ecco, una cosa che le chiedo, quindi la situazione è questa, 80 centimetri diceva lei, dovessimo... Sì, c'è un'ora particolare in cui diciamo si può scollinare di massima. Sì, esatto, sì, certo. La seconda piena. Insomma. Allora, sì, certo, capisco quello che vuol dire. Ieri sera eravamo preoccupati perché c'erano 20 gradi, c'era un vento di scirocco tremendo. Il vento è girato, però adesso è parecchio freddo, anzi, diciamo, accompagna il flusso della corrente, non so se si chiami vento di Libeccio, mi pare, e da questo punto di vista siamo abbastanza tranquilli. Il problema è che non so bene che cosa stia succedendo in montagna. Quindi se vuole io mantengo l'allarme e l'allerta fin tanto che non avrò la sicurezza che in montagna non vengono aperti ulteriori bacini come quello di Busche, che sta buttando alla grande anche tutto oggi pomeriggio, perché non so altrimenti che cosa potrebbe succedere, perché qua siamo assolutamente pieni. Se il mare riceve, nel senso che il vento di scirocco non spinge molto, diciamo che sono abbastanza tranquillo, do un monitoraggio per questo, purché non succeda qualcos'altro in montagna, perché dopo 12 ore si sa che mi arriva qua, insomma, e quindi la situazione non è, come posso dire, da tenere sotto occhio. Bisogna anzi essere sempre... Io farò la notte qui in comune, quindi qualora ci fossero ulteriori problemi parto con le macchine, ne ho 4 dotate di megafoni per allertare tutta la popolazione. Quale sarà l'ora anche per i cittadini? Insomma, quale dovrebbe essere l'ora più critica? Guardi, secondo me alle 6 già potrebbe essere un primo step. Se questa cosa e la prefettura mi dà conforto, potrei anche tranquillizzare di più le persone. Io ho avuto un problema oggi perché la prefettura di Treviso aveva emanato, io ho il comune di Zensone qua a 3 chilometri, aveva emanato, non dico un'ordinanza, ma un invito forte ai sindaci di far portare le cose 6 piani superiori. Io ho chiesto alla mia prefettura di Venezia, la quale mi ha detto che secondo il prefetto, i migliori, come posso dire, conoscitori del posto erano i sindaci, quindi che dovevo decidere io che cosa fare. Questo mi ha lasciato un po' perplesso, perché ovviamente mancandomi di dati certi, specialmente per quello che succede a monte, ho dovuto tirar giù, non so, dati da internet, dagli uffici, eccetera, eccetera, per capire come comportarmi. Poi alla fine ho deciso che
usare il criterio della massima prudenza fosse più utile e ho fatto quell'ordinanza appunto di portarle sulle masserizie. Però vorrei che ci fosse una collaborazione più forte con la prefettura e col centro, con il CCS, perché altrimenti noi siamo leggermente, come posso dire, lasciati così con le nostre convinzioni. Invece ci vuole qualcosa di più certo. Lei dice ci vuole maggiore coordinamento? Assolutamente sì, specialmente anche fra le prefetture, cioè io sono a confine, che la prefettura di Treviso dica una cosa, che la prefettura di Venezia ne dica un'altra a 3 km di distanza, lei capisce che il Piave non può permettersi di fare questo tipo di diversità, capito? Assolutamente, anzi, e quindi cerco proprio una maggior collaborazione, un maggior coordinamento sarebbe la parola giusta. Perché altrimenti se io devo essere, come posso dire, responsabile di tutto, è chiaro che faccio un po' di fatica, insomma, da questo punto di vista. Giustamente. Quindi diciamo che alle 6 è il primo step. 6 fra 20 minuti più o meno. Sì, sono una ventina di minuti, sì, esatto. Allora, casomai ci ricolleghiamo magari più tardi con lei per... magari verso le 6:30, perché io alle 6 sono certo, immagino che la situazione sia quella. Comunque abbiamo capito, grazie. Domani anche da voi le scuole chiuse, ovviamente, perché... Sì. Scuole, palestre e impianti sportivi. Grazie Sindaco. Allora, Sindaco Massimo Sensini di Fossalta di Piave, insomma, ha ribadito questo che peraltro avevamo detto un paio d'ore fa, anzi un'ora e mezza fa, ma volevamo sentirlo anche dal Sindaco, e cioè che nei territori di comuni di Iraclea, Fossalta di Piave, Jesolo, Musile, Noventa e Sandona di Piave, il prefetto di Venezia ha disposto la sospensione dell'attività didattica nelle scuole nei territori di predetti comuni. Sappiamo che anche alcuni comuni trevigiani, che sono quelli che si trovano ovviamente vicino alla Piave, anche in questo caso, nonostante nel resto della provincia non ci sia l'ordinanza, insomma non ci sia la decisione di tenere chiuse le scuole, ma in alcuni comuni della Marca, Zenson di Piave, San Biagio di Callalta per esempio, si è deciso così, perché la situazione ovviamente è diversa per chi si trova in queste zone. Allora, dal Piave alla notte che hanno passato i tanti bassanesi che hanno visto, hanno guardato per tutto il giorno il ponte, il simbolo di Bassano, e quell'acqua che non scendeva. La lunga notte di Bassano, quindi ci spostiamo in provincia di Vicenza con il prossimo servizio. La lunga notte del Ponte Vecchio, la più lunga notte che la città di Bassano ricordi dal secondo dopoguerra. Occhi puntati sulle stilate, occhi puntati sul Grande Vecchio. Ora dopo ora, per l'intera giornata di lunedì, tutti guardano l'acqua salire, il ponte non si muove, i sensori dicono che non si muove neppure di 1 millimetro. Si attende mezzanotte per tirare un sospiro di sollievo. Protezione civile, forze dell'ordine e autorità sono schierate, si monitora, si attende, si predispongono i piani, ma soprattutto si aspetta che arrivi l'ondata, che il Brenta ricominci a scendere. Si spera che quel che è stato fatto dei lavori di consolidamento sia sufficiente a trattenere ancorato alle 2 spalle e piantato nel terreno il monumento. Quando il ponte viene illuminato dai primi raggi di martedì mattina si tira un sospiro di sollievo, il ponte indenne ha passato la lunga notte. Per capire quali siano i danni che ha subito bisognerà attendere il deflusso, bisognerà aspettare per capire quanti detriti abbiano intaccato la struttura, tronchi e rami che potrebbero incrinare il legno già provato dal tempo. Questo dunque la lunga notte di Bassano. In attesa di ricollegarci ancora con qualche sindaco, per fare il punto della situazione. Torniamo a Venezia, abbiamo parlato dei danni alla Basilica di San Marco. Venezia centro storico, l'effetto acqua alta a Venezia ha portato per gli hotel di categoria lusso fino al 30% di rinunce
per il ponte di novembre, ma cancellazioni anche a soggiorni fino a dicembre. Lo ha preannunciato, lo ha detto l'Associazione Albergatori Veneziani, Vittorio Bonaccini, che appunto ha ringraziato gli albergatori e i loro collaboratori per quanto garantito in condizioni di disagio estremo. Quello di lunedì, ha detto, è stato uno dei rarissimi casi in cui l'acqua non scende nemmeno nel periodo di bassa tra le due altissime maree e le strutture alberghiere sono state invase dall'acqua per più di 15 ore consecutive. Malgrado ciò, gli alberghi sono stati operativi e hanno fornito ai clienti un servizio all'altezza della situazione. Le disdette comunque non mancano, meno 30%, ma è un problema che riguarda le categorie di lusso, quindi fondamentalmente riteniamo che in questo momento ci siano emergenze diverse, chiaramente, che non una disdetta, anche se ovviamente per l'economia veneziana è un altro, dell'economia degli alberghi veneziani è un altro, certo, un colpo che magari non ci stava, ecco, in una annata in cui il turismo di Venezia ha, per quanto con numeri sempre molto alti, subito una flessione in questo 2018. Allora, cerchiamo di capire, lo chiedo anche alla redazione, se possiamo sentire qualcuno dalla zona di Romanziol, dove appunto c'è l'evacuazione di alcune persone, insomma, per il rischio allagamento. Si sta aspettando questa nuova piena del Piave proprio in questi minuti. Allora cerchiamo di capire dal sindaco di San Donà di Piave, Ceresera, ovviamente, che in questo momento è proprio nella situazione di emergenza maggiore per la situazione di Romanziol. In attesa di questo cerchiamo anche di capire quanto accade magari con i nostri inviati nel Vicentino, in particolare magari Federico Fusetti, che sta seguendo la zona di Roana. Lì c'è stato un problema anche di alberi abbattuti che hanno provocato diversi blackout e diverse situazioni di danni dovuti proprio al vento che ha abbattuto gli alberi. E, vediamo se ci sono altri riferimenti. Questa è la situazione di ieri, però in questo momento delle 5:30 sto guardando, ci chiedono com'è la situazione a Eraclea, cercheremo di sentire anche il sindaco. Eraclea, comunque, ecco, per Isabella Stampone che ce lo chiede, possiamo dirle già che la situazione di Eraclea è che domani le scuole restano chiuse, quindi anche in zona di Eraclea non si va a scuola. È uno dei comuni che la prefettura ha deciso, nelle quali la prefettura ha deciso di tenere chiuse le scuole in concerto con i sindaci, proprio perché si deve aspettare e non c'è possibilità, non c'è necessità di dover rischiare. Nel frattempo Confagri fa la conta dei danni, è già tempo di conta dei danni, ma già da ieri c'era la Coldiretti che dava il primo bilancio dei danni in agricoltura. Allora, vediamo com'è la situazione dei danni in agricoltura con i campi. Abbiamo una situazione nazionale, ma cerchiamo di capire qual è. Ecco, in tutta la provincia, ecco, in Veneto la vera situazione, il peggio è il Bellunese, abbiamo già detto. Vediamo se c'è qualche elemento più specifico del Veneto. Ecco, nel frattempo continuate pure a mandare le immagini che raccontano meglio, certo, del mio volto, quello che accade. È arrivata la conferma, ma ce l'aveva già detto a voce il sindaco Sbuarina al telefono prima, che le scuole a Verona restano aperte. Quindi a Verona vediamo questa notizia che però, insomma, come dicevamo, era già stata detta dal sindaco Sbuarina. A Verona la situazione, l'emergenza sta rientrando e
Le scuole domani restano aperte, rientra l'allarme per il livello dell'Adige a Verona, la prefettura dispone la riapertura delle scuole per la giornata di domani. Secondo l'ufficio di governo della città scaligera non sussistono le condizioni per rinnovare la chiusura degli istituti ordinata ieri e oggi. Allora arriva anche la conferma ufficiale, ma ce l'aveva già detto il sindaco Sborina al telefono poco fa. Vediamo se ci sono altri aggiornamenti. Il sindaco Cereser dovrebbe dirci qualcosa sulla situazione di San Donà di Piave e di Romanziol. Vedo queste foto, si riferiscono a, se mi date un cenno, come? A Sappada, altra zona molto, molto critica della nostra regione, a Sappada. Fra poco magari ci ricolleghiamo con Tiziana Bolognani se ha qualche altra novità. Non so se il nostro Nicola Marcato l'ha già raggiunta in zona Feltre, e così possiamo cercare di dare uno sguardo, un primo sguardo a Feltre. Qui siamo ancora a Sappada? Siamo ancora a Sappada, altre immagini, Sappada, ecco questa è la situazione. Sappada, paese che da ieri era in stato di totale isolamento per il maltempo, e qui è la forza del vento quello che ha fatto. Come? Abbiamo in collegamento il sindaco di Venezia? Allora, sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, buonasera. Buonasera a lei e a tutti i suoi ascoltatori. Buonasera, buonasera sindaco. Allora, com'è la situazione? Lei è stato in sopralluogo, se non sbaglio, in una zona particolare? Sì, vengo dal Piave, è passata l'onda di piena su un punto un po' delicato che avevamo sopra 90, c'era un punto che ci preoccupava, l'onda di piena è passata, abbiamo chiesto alle persone, magari chi c'era bambini, che aveva le persone vicino alle rive, insomma, di andare a bersi una cioccolata. Abbiamo costruito col sindaco anche un po' di situazioni di rifugio, tutto passato per lì. Adesso stiamo aspettando giù a Veraclea, a San Donà, sta passando adesso, per il momento tutto a posto. Abbiamo chiuso un po' di strade là intorno, direi la situazione per fortuna non è ancora finito perché dobbiamo incrociare le dita, ma direi che se il Signore ci dà una mano ce la facciamo, insomma, ecco. Un po' di prudenza, e chiediamo scusa alle persone che hanno avuto qualche piccolo, anche lì a 90 abbiamo dovuto chiudere l'outlet oggi per prudenza, però insomma abbiamo evacuato, meglio prevenire che curare, si dice. Mi ha tolto le parole di bocca, stavo proprio per dirlo. Quindi lei viene dalla zona di Romanziol, insomma è stata in quella zona lì particolare in questo momento? Sono stato a Romanziol 4 ore oggi sulla riva del Piave, finché ha cominciato a defluire abbiamo mandato via anche i sommozzatori, avevamo gli anfibi. Per prudenza sempre, non sa mai, insomma, ecco, abbiamo collaborato con tutti quanti, carabinieri, guardia di finanza, polizia, vigili del fuoco, protezione civile, c'era anche il direttore regionale, poi sono arrivati tutti quanti, insomma era un punto delicato, sta reggendo. Adesso abbiamo lasciato le fotocellule fotoelettriche che servono un po' per monitorare il punto, e poi stanotte faremo delle ronde per verificare che non ci siano dei fontanazzi, che sono delle uscite di acqua dalle rive. Le rive stanno tenendo bene. Insomma, devo ringraziare proprio anche tutto il sistema della sicurezza e della protezione civile, perché già ieri sera abbiamo scelto di verificare assieme alla regione e al direttore, insomma, la quantità d'acqua anche nei bacini della montagna. Avevamo spiegato che poi l'acqua che lasciano su arriva giù a noi, abbiamo fatto i calcoli, mi sembra che hanno funzionato, però ripeto, deve ancora finire. Adesso sta passando a San Donà e poi stanno aspettando a Veraclea, però insomma abbiamo tutti quanti i mezzi, gli uomini. Portogruaro lo stesso, ci sono presidi dappertutto, lo stesso per Chioggia. Chioggia sta fatta una evacuazione anche lì sempre di sicurezza, ovviamente disposta dal sindaco, in questo caso Ferro lì a Chioggia. Sì. Stiamo seguendo tutto, sta passando la piena, per il momento qualche disagio della circolazione dove dobbiamo chiudere le strade perché vogliamo che siano liberi per eventuali mezzi di soccorso, però la situazione direi che insomma sotto controllo, e incrociamo le dita, direi che il mare sta ricevendo, per cui insomma certo. Va bene. Senta, le chiedo di Venezia centro storico, ieri c'è stata questi 156 centimetri, oggi poi la notizia dei danni alla Basilica di San Marco. Il primo procuratore di San Marco, Carlo Alberto Tesserin, parla di una Basilica di San Marco invecchiata di 20 anni in 24 ore. Cosa ci può dire di questi danni, insomma, di questa
situazione che ovviamente ha coinvolto anche il simbolo di Venezia. Sapete, Venezia ieri ha avuto un record perché sono l'acqua più alta probabilmente degli ultimi 40 anni, per cui insomma stiamo parlando di robe serie. È il motivo per cui dico, è proprio il motivo per cui è stato costruito il Mose, perché tanto per cominciare bisogna chiudere e finire le opere che siano state progettate. Non possiamo essere sempre quelli che arrivano alla fine, no? Certo. Al di là del netto delle malversazioni che sarà il tribunale a decidere, le procure eccetera, ma il resto l'opera ingegneria va finita perché chiaramente protegge la città. Ieri ho parlato dal Presidente della Repubblica, che ringrazio ancora pubblicamente per la vicinanza e l'amicizia con la nostra città. Lo vedrò nei prossimi giorni, prossime settimane, Quirinale ci riceverà, ne parleremo direttamente, c'è una serie di... Lui è un grande amico della città. Poi ho parlato col primo ministro Conte, col ministro Toninelli, col ministro Salvini, tutte persone che ci hanno chiesto se hanno bisogno. Nel momento di emergenza il governo c'è, noi assieme alla regione stiamo facendo un lavoro di gestione della città da sempre, di fatto, e chiaramente un'acqua così forte crea pressione, crea danni e faremo i conti. L'importante intanto è che le vite delle persone siano state tutte quante sempre al sicuro, sempre con grande tranquillità abbiamo operato. Adesso faremo anche la conta dei danni e poi cercheremo soprattutto le soluzioni. Insomma, troppi anni che a Venezia ci fanno solo chiacchiere, invece le chiacchiere stanno a zero, bisogna far fatti. Massima collaborazione da parte di tutti, poi insomma alle persone nei luoghi giusti, alle persone incaricate, nel comitatone, poi assieme costruiremo le soluzioni, insomma. Ecco, lei diceva il Mose, no? Che dovrebbe proteggere, deve proteggere, la struttura è nata apposta per quello. Lei ovviamente non c'entra, però il fatto che ogni volta, ogni tot mesi... Certo, ma è proprio il Mose, ma lo diciamo alle persone che ci stanno ascoltando, così anche per chiarire bene, il Mose è nato, dovrebbe funzionare proprio per queste cose qua, certo. Per le acque eccezionali, non per le acque alte, certo. Per le acque eccezionali. Per cui il Mose va chiuso, probabilmente se va chiuso una volta all'anno, va chiuso in queste occasioni. In questo caso avevamo una particolare condizione meteorologica particolarmente negativa, cioè tanta acqua che viene giù dal bacino imbrifero dalla montagna eccetera, e un forte vento di scirocco che crea, praticamente è un vento, lo dico alle persone che ci ascoltano, che crea tappo nella laguna, per cui tu hai l'acqua alta che non sfoga in mare, per cui l'acqua si alza in città. In questo caso abbiamo raggiunto i 158, ripeto, un record molto alto, però la città ha reagito bene. Ancora una volta, se ci organizziamo tutti, facciamo meno chiacchiere, operiamo, le cose funzionano, insomma. Ecco, qui quello che volevo dirle... La città ha bisogno di risorse anche per le manutenzioni, non c'è solo il Mose. Certo, perché poi è anche la grande partita della legge speciale, insomma, dei fondi per Venezia, per la salvaguardia di Venezia. Quello che volevo dirle è il Mose l'avrebbe salvato, avrebbe salvato una situazione come quella di ieri. Il problema è che puntualmente da cronisti, ogni tot mesi rispunta, c'è questa telenovela ormai dei ritardi che spostano sempre più in là. Lei da sindaco, ecco, quando vede che ci sono questi ritardi, problemi, cosa pensa? Insomma, quanto bisognerà aspettare? Io da sempre sono stato e sono filo governativo, governare è difficile. Il momento del paese è particolarmente complicato, per cui insomma quello che devo dire al governo lo dirò personalmente. È chiaro che il ministro Toninelli in questo caso ha in mano, adesso tocca a lui, prima è passato Delrio, adesso tocca a lui, è il governo che gestisce attraverso i commissari l'opera. Evidentemente i finanziamenti non devono e non possono arrivare, come è successo in passato, a piccoli bocconi. Bisogna concludere, perché il Mose è dentro un sistema di salvaguardia di tutta la laguna, non c'entra soltanto le bocche di porto, c'è tutta una serie di opere che sono state già fatte, alcune vanno compiute, altre vanno finite, c'entra anche Porto Marghera, il marginamento a Porto Marghera, cioè l'idea del bacino è una cosa molto più complessa, c'entra tutta la città metropolitana. Dobbiamo pensare con una logica di grande veduta e non di piccola situazione. E questo riguarda tutti noi. L'acqua nasce in montagna e arriva al mare, dobbiamo immaginare che siamo tutti all'interno di questo meccanismo, perché se no non riusciamo a capire come funziona l'acqua. Noi ci abbiamo abbastanza chiaro, adesso lo spiegheremo al ministro di turno, ha avuto anche diversi problemi in Italia, insomma in primis Genova, per cui
però è certo che Venezia insomma adesso è nel calendario, ne abbiamo parlato, ci incontreremo, grande disponibilità da parte mia a parlare a lui prima di tutto, io non parlo sui giornali, non parlo, prima faccio le cose, proporremo soluzioni, ascolteremo e troveremo le soluzioni, credo che sia un dovere di tutti insomma. Le chiedo le ultime due cose. La prima, lei chiaramente è in giro, l'abbiamo vista in giro dappertutto, poi ha avuto questa in quanto anche capo diciamo, della provincia, in quanto il numero 1 della città metropolitana, quindi è il sopralluoghi che ha fatto in tutta la provincia, ma c'è una stima, le hanno detto qualche stima sui danni alla Basilica di San Marco? No, non abbiamo ancora parlato di danni, poi ci riserveremo di sentire il procuratore, cosa dice il procuratore di San Marco, insomma io non ho ancora preso atto di questo, anche perché siamo ancora che gestiamo insomma per adesso le emergenze, dobbiamo capire che non è ancora finito, insomma io prima di lanciare messaggi preferisco stare sul pezzo, avremo tempo e modo di approfondire tutto, insomma poi insomma dichiarazioni, poi vanno fatte le verifiche di tutto, insomma. Allora, faremo con calma tutto quanto. Per stare sul pezzo e poi la lascio, così diamo anche l'informazione completa, vogliamo solo avere la conferma, lei è anche il sindaco della città metropolitana, quindi ci conferma i comuni che abbiamo detto prima dell'asta del Piave, quindi Eraclea, Musile, San Donapoli diciamo meglio, restano chiuse le scuole domani, tutto il resto della provincia le scuole restano aperte anche in centro storico. Mi conferma questo domani? Sì, io lo confermo, sì, si va a scuola, ai ragazzi dico, ragazzi, adesso dopo 2 giorni si va a scuola. Ecco. Perché mi sembra... Diamo questo messaggio, va bene. Meteorologiche anche positive e credo che sia importante questo, insomma. Anche un messaggio distensivo a tutti, ringrazio tutti quanti per la pazienza e anche per aver lasciato le strade libere in questi giorni, per cui la città di Venezia ancora una volta con le proprie forze ce l'ha fatta e il ringraziamento va ai cittadini prima di tutto e grazie a voi per l'informazione, grazie alla Regione e alle nostre persone. Grazie Sindaco Brugnaro, dunque grazie, buon lavoro. Dunque Venezia, grazie, buonasera. Scuole aperte domani, tutto il territorio tranne, adesso vi do anche il report. Nel frattempo chiedo alla regia, guardate queste immagini, le sto prendendo dalla pagina, eccolo qui, dalla pagina Facebook, eccolo qua, Soverzene, zona centrale, è caduto un traliccio, eccolo qua, ci stiamo per collegare con Tiziana Bolognani che ci deve proprio raccontare di questo, con incendio nella zona centrale di Soverzene, è caduto un traliccio, lingue di fuoco verso la montagna, sono già all'opera i pompieri, la montagna davvero non conosce tregua in questi giorni dall'incendio, quasi scarico, l'incendio della zona di Taibona Gordino, il maltempo e adesso questa situazione di nuova emergenza. Fra poco con Tiziana Bolognani per saperci raccontare quello che sta accadendo in quella zona. Nel frattempo, così abbiamo la chiarezza, teniamo queste immagini. C'è Tiziana. C'è Tiziana? Benissimo. Tiziana, allora, sì. un altro capitolo di queste ore drammatiche, raccontaci. Sì, direi di sì, per non farci mancare proprio niente. Qualcuno ha visto il fuoco della zona di Longarone correre lungo la montagna, poi ha visto piccole esplosioni, una luce fortissima, abbagliante e poi del fumo. Tutto è accaduto attorno alle 17 più o meno e subito è scattato l'allarme. I vigili del fuoco sono stati mandati lì in massa, la zona e la centrale Enel di Soverzene, la centrale idroelettrica di Soverzene, e alla fine si è saputo che praticamente è caduto a terra, è rovinato a terra un pilone dell'alta tensione, quindi ha causato scintille e il fuoco che fortunatamente, visto che la parete rocciosa, la centrale, sta sotto una parete rocciosa che agevola evidentemente il salto dell'acqua, una parete molto impervia con pochi arbusti, l'incendio di fatto sarebbe già stato domato. Le immagini che vi ho mandato, la foto che vi ho mandato che sta girando nei social è impressionante, così come un video che potete
che potete recuperare, perché effettivamente c'è stata paura per questo incendio, tanto più in un momento in cui con l'acqua che c'è stata, insomma, l'ultima cosa a cui si pensa è la possibilità, la probabilità che possa divampare un incendio e quindi impossessarsi nuovamente del bosco. Fortunatamente ci dicono che la situazione sarebbe sotto controllo e che le fiamme sarebbero state domate. Così noi evidentemente ci auguriamo, ve lo ripeto, siamo nella zona di Sovergene, la strada è la 51 di Alemagna ed è sulla destra del Piave andando verso nord. Lì attorno alle 17 di questo pomeriggio si sono viste e sentite peraltro anche piccole esplosioni, un bagliore fortissimo del fumo e poi naturalmente le fiamme. Questo è quanto vi posso raccontare, sono le 18 e quasi 10 di questa giornata che ancora una volta sembra infinita, mentre come dicevo poco fa sto raggiungendo la zona di Villaga a Feltre assieme a Nicola Marcato. Sì, grazie Tiziana. Peraltro da quello che ho capito, insomma, il traffico è davvero in tilt in questi momenti nella zona del Bellunese. Sì, si va a rilento, me lo confermi? Sì, certo, per percorrere qualcosa come 20 chilometri io ho impiegato 45 minuti. Quindi il traffico naturalmente è rallentato perché nonostante oramai sia buio ci sono molti operai al lavoro sulle strade perché le strade non sono ancora perfette, perché la viabilità è ancora molto precaria, soprattutto al limitare di fossati che si sono riempiti d'acqua e l'acqua è arrivata per strada, quindi bisogna prestare molta attenzione al fenomeno dell'acquaplaning, perché ci sono dei posti lungo la strada. Io ho percorso la 50 del Grappa e Passorolle per raggiungere Feltre, ci sono dei posti e soprattutto in curva esposti che sono ancora pieni d'acqua e quindi bisogna prestare veramente massima attenzione. Non è come dire ancora assurdo e ripetitivo dire che bisogna limitare gli spostamenti con le macchine. Pensate che hanno comunque prorogato la chiusura delle scuole anche per la giornata di domani, proprio per cercare di tenere le persone a casa il più possibile, perché i mezzi che sono arrivati, vi ho detto che le colonne dei soccorsi che stanno arrivando da tutta Italia in provincia di Belluno devono passare, i mezzi e le macchine operatrici sono anche importanti, sono grandi come potete immaginare e quindi c'è bisogno anche che le strade siano libere e il meno trafficate possibili. Grazie davvero a Tiziana Bolognani che appunto ci sta raccontando di questo bellunese travolto dagli eventi in queste ore. Ci ricollegheremo evidentemente fra poco, più tardi, insomma, per raccontarci di Villaga, a Feltre, dove appunto si sta recando, con traffico permettendo, ovviamente con Nicola Marcato. Allora vi diamo un attimo un quadro importante, perché dai tanti messaggi che arrivano è una cosa che si sta richiedendo, perché è un'esigenza anche di molte famiglie. Allora, le scuole aperte e chiuse. Allora, la situazione per domani 31 ottobre, segnatevi se avete carta e penna in questo momento. Allora, situazione, le scuole nella provincia di Belluno resteranno chiuse domani 31 ottobre, Belluno chiuse. A Padova resteranno aperte, Padova e provincia. A Rovigo resteranno aperte. A Treviso resteranno aperte, tranne a San Biagio di Callalta e Zenson di Piave, comuni cioè che hanno la vicinanza con il fiume e quindi per scopi precauzionali resteranno chiuse per decisione dei sindaci. Quindi il resto della provincia di Treviso le scuole restano aperte domani. 31 ottobre si va a scuola. A Venezia chiuse le scuole dei comuni di Fossalta di Piave, Noventa di Piave, Musile di Piave, Sandona di Piave, Jesolo ed Eraclea. In tutti gli altri comuni della provincia le scuole sono aperte. A Verona, l'abbiamo sentito dal sindaco
Sboarina, scuole aperte non solo nel capoluogo scaligero, ma anche in tutta la provincia. A Vicenza aperte le scuole, salvo decisione dei sindaci dei comuni maggiormente colpiti. Quindi in questo caso bisognerà attendere, chiaramente chi sa di non essere in una zona colpita, sa che automaticamente le scuole resteranno aperte, quindi parliamo di Vicenza, così anche per la Marca Trevigiana. In molti ce lo stanno chiedendo, quindi la Marca Trevigiana resteranno aperte, tranne che nei comuni che vi abbiamo detto, nei comuni appunto dove c'è ancora ovviamente il fiato sospeso e dove bisognerà aspettare qualche ora. Allora in scopo precauzionale si resta chiuse. Dove resteranno chiuse? È un comune dove resteranno chiuse domani, ma siamo nella provincia di Venezia, è Sandona di Piave. Torniamo allora a parlare con il sindaco di Sandona di Piave, Andrea Cereser. Lo avevamo sentito quando c'era in onda prima Ferdinando Avarino. Sindaco, mi sente? Sì, presente, buonasera. Eccoci, lei ci aveva lasciato dicendo vediamo se avrò la tranquillità per riuscire a parlarvi. C'è più tranquillità in questo momento? Com'è la situazione? Lei ha avuto la situazione di Romanziolla da guardare molto bene. Com'è lì la situazione? Ci ha raccontato poco fa Luigi Brugnaro un po' che è stato da voi. Vorrei sentire da lei com'è in questo momento a Romanziolla, ma non solo. Ma allora, per quanto riguarda Sandonà, mentre nel pomeriggio il livello dell'acqua cresceva di 30-40 centimetri all'ora, nell'ultima ora è cresciuto di 2 centimetri e quindi pare che siamo arrivati anche noi, come è accaduto 2 o 3 ore fa a Ponte di Piave, a quello che può essere un po' il livello più alto dell'acqua. Siamo comunque 2 metri al di sotto della sommità arginale, quindi una situazione anche tranquilla. Abbiamo verificato poi la tenuta delle sponde arginali, non abbiamo rilevato la presenza di fontanazzi che possono andare a indebolire un po' l'argine e quindi se rimane così, incrociando le dita, insomma, possiamo anche cavarcela con danni relativi e quindi andare in aiuto al comune che è a valle rispetto a Sandonà, vale a dire quello di Eraclea e di Jesolo, che nelle prossime ore invece probabilmente soffriranno un po'. Ecco, quindi diceva 2 centimetri adesso è la crescita, quindi si è notevolmente ridotta, diciamo, la portata. Sì, si sta assestando come appunto da previsione, perché di fatto quello che è accaduto qui ritarda di circa 3 ore quello che è successo a Ponte di Piave. Ponte di Piave in queste ultime ore sta perdendo qualche centimetro man mano che il tempo avanza e confidiamo che anche qui possa accadere lo stesso. Nel frattempo non ci sono state ulteriori precipitazioni, per cui se anche nel corso della notte non ci sarà un riempimento del bacino idrico montano e collinare, insomma potremmo anche dire che il pericolo più grosso è superato. Ecco, nonostante questo ovviamente per scopi precauzionali domani restano chiuse le scuole da voi. Ecco, in realtà l'ordinanza della prefettura parla sì di sospensione dell'attività scolastica, e significa che i ragazzi non andranno a scuola, ma ci sarà comunque la presenza di personale ATA. Quindi sospensione un po' come è successo a Belluno, se non sbaglio, nella provincia di Belluno, cioè sospensione di attività didattiche, e poi starà ai sindaci dei vari comuni, questo per Belluno, decidere se chiudere le scuole anche come edifici. A Belluno capoluogo sarà così. Ecco, quindi c'è la sospensione delle attività scolastiche, ma l'edificio resta aperto, questo mi sta dicendo? Sì, però, ci siamo confrontati con la prefettura ha confermato questa disposizione e quindi noi ci siamo adeguati. Ecco, una cosa importante da dire, perché ovviamente sospensione di attività didattica, quindi la cosa che preme di più in questo momento a tante famiglie è capire se devono portare i figli a scuola domani. Non devono portarli, questo no. Però, ecco. No. Il nostro concetto questo ha provocato un picco di popolarità per tutti i sindaci, rivieraschi del Piave, tra i minori invece qualche preoccupazione per i genitori che anche domani dovranno capire come sistemare i figli. Certo, però ecco, chiaramente la via precauzionale è sempre la migliore, insomma, perché soprattutto per voi sindaci che avete la responsabilità della salute dei cittadini. Quando noi intendiamo scuole aperte, scuole chiuse, scuole aperte, intendiamo ovviamente l'attività didattica, ma è giusto sottolineare la differenza, ecco, la sospensione delle attività didattiche mentre l'edificio, ecco, resta aperto con il personale ATA. C'è qualche messaggio che vuole lanciare ai suoi concittadini? Ci stanno seguendo moltissimi, quindi le do la possibilità, insomma, di se c'è qualche precauzione o qualche consiglio importante per i suoi cittadini?
Allora, io incrocio le dita confidando che non ci siano altre sorprese da qui ai prossimi giorni, ma insomma sembra che i dati anche di previsione meteo ci possano confortare in questo senso, però superata questa emergenza bisognerà che la parte amministrativa, ma anche i cittadini eccetera, comincino a lavorare, perché in parte ha replicato quello che è accaduto nel 66, ma deve esserci di monito, perché stavolta si potrebbe dire ci è andata anche bene, ma non è tutti i giorni domenica, e quindi la preoccupazione per la messa in sicurezza del Piave rimane sempre una priorità per gli amministratori e anche per la popolazione di questa parte del Veneto. Sappiamo che appunto ci sono le risorse per completare la progettazione di quelli che saranno gli interventi di contenimento di eventuali piene, però da qui poi alla realizzazione ci vorrà un impegno che veda il governo assieme alla regione, assieme alle amministrazioni, per trovare una soluzione che non ci faccia più ripetere le paure che ci sono state anche in queste ore. Certo, questo è il messaggio insomma, che voi lanciate ovviamente anche come amministratore. Allora la ringrazio, il sindaco di Sandona di Piave, Andrea Cereser, ovviamente del lavoro che state facendo come amministratori. Grazie davvero, magari ci ricollegheremo perché la nostra diretta va avanti ovviamente anche fino alla prima serata e oltre, magari ci date qualche altra informazione più avanti. Va bene. Grazie, grazie al sindaco Cereser. Salve. A proposito di scuole aperte e scuole chiuse, un tema che vi sta molto a cuore in queste ore, c'è da aggiornare siamo nella Marca Trevigiana, un comune dove le lezioni non si faranno domani. Adesso vi dico qual è, ed è il comune di Salgareda. L'ordinanza di sospensione dell'attività didattica per le scuole di ogni ordine e grado nel territorio comunale da parte del sindaco. A seguito del persistere della criticità idraulica nel territorio del comune di Salgareda, il sindaco ha disposto per la giornata del 31 ottobre la sospensione dell'attività didattica nelle scuole di ogni ordine e grado nel territorio comunale di Salgareda. Quindi Salgareda si aggiunge per adesso a Zenson di Piave e San Biagio di Callalta come comuni della Marca Trevigiana, unici, ma vedremo che nelle prossime ore se ce ne sarà qualcun altro che si aggiunge, dove le scuole resteranno chiuse, dove, o meglio, l'attività della sospensione didattica è prevista, non ci saranno le lezioni, insomma non si va a scuola. In tutti gli altri comuni della Marca Trevigiana, lo ripetiamo, si va a scuola, così come a Verona, così come a Rovigo, così come a Padova, così come a Venezia, tranne i comuni dell'asta del Piave e così come a Vicenza, tranne in alcuni comuni colpiti, i più colpiti diciamo dalla situazione di emergenza. Per il resto si torna a scuola, e questo dà anche un po' la sensazione che in qualche modo l'emergenza, come diceva il sindaco Cereser, almeno per quanto riguarda una buona parte del Veneto, ovviamente tranne la montagna, stia per passare, diciamo così, teniamo le dita incrociate, sta passando, ecco. Questo non sta accadendo ovviamente per Belluno, e a Belluno c'è conta anche di vittime, 2, lo ribadiamo, 2 vittime, non solo il 49enne di Padova, scusate, morto ieri tragicamente a Feltre, schiacciato dall'albero che l'ha travolto mentre era in auto, quindi l'effetto del vento, e poi il 61enne di Falcade che è morto annegato vicino a un torrente, era disperso da ieri, scivolato probabilmente mentre stava guardando cosa stava accadendo. Il maltempo per ora conta 2 vittime dunque in Veneto, moltissimi sfollati, case crollate, tantissimi danni sul fronte dell'agricoltura, ma non solo ovviamente, e tantissimi disagi e molta paura. Si aspetterà poi ovviamente la piena delle 22:30 nella zona di Padova. Allora, siamo davvero in chiusura di questa lunga non stop dalle 10:50 alle 11 di questa mattina, quindi stiamo ritornando a fare la non stop come ieri, ma fra pochissimo ci sarà il TG del Veneto e faremo un po' il punto della situazione, quindi pochi istanti di pubblicità e poi torniamo per continuare questa nostra edizione straordinaria.